Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Stragi di mafia del 1993, indagato il generale Mori per la procura di Firenze, non avrebbe fatto nulla per impedire gli attentati. Le foto di Falcone e Borsellino negli scatti di famiglia. Alla vigilia dell'anniversario di Capaci, inaugurata nel liceo di Corleone la mostra permanente dell'ANSA. La bufera giudiziaria su Gianfranco Micci, che è il suo autista. Il presidente Lars Galvagno annuncia l'abolizione delle auto blu per gli ex presidenti. A Catania, mattinata di passione per gli automobilisti. Diversi gli incidenti stradali che hanno paralizzato il traffico. Sulla circonvallazione ci sono adesso gli autovelox, ma non sono ancora attivi. All'indomani dei funerali di Giuseppe Ottaviano si continua ad indagare per omicidio. Scicli riprende la sua vita, ma resta lo sgomento e la paura di altri episodi di violenza. Droga, dopo Palermo e Catania è allarme crack a Trapani. Tra i consumatori anche ragazzini di 12 anni, oltre 1000 le richieste di aiuto. Bentrovati. Nuovo avviso di garanzia con invito a comparire per il generale dei Carabinieri Mario Mori. L'alto ufficiale, oggi 85enne, era stato assolto con formula piena al processo di Palermo dopo 22 anni, ma adesso indaga la procura di Firenze per le stragi del 93. Veemente la sua reazione, un'offesa alla memoria, la convocazione nel giorno del ricordo di Falcone, e annuncia che proprio quel giorno non potrà presentarsi. Manlio Viola. Un avviso di garanzia con invito a comparire nel giorno del suo 85esimo compleanno e un interrogatorio fissato il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci. Dopo 22 anni di processo a Palermo, conclusosi con l'assoluzione piena e definitiva, il generale dei Carabinieri Mario Mori torna ad essere imputato, stavolta a Firenze, nell'ambito delle indagini sulle stragi del 93. La reazione del generale è veemente. È un'offesa alla memoria di Falcone la convocazione nel giorno del ricordo. Contro di me, invece, ci sono soltanto accuse surreali. Mori è indagato con accuse ancor più pesanti di quelle di Palermo. L'ipotesi è di strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell'ordine democratico. A rendere noto il tutto è stato lo stesso generale. L'accusa lascia basiti, secondo quanto racconta. Pur non avendone l'obbligo giuridico, Mori non avrebbe messo in atto segnalazioni o indagini per evitare le stragi del 93, di cui, secondo i magistrati, aveva avuto anticipazioni. Dopo 22 anni di processi, Mori sbotta. Devo constatare che certi inquirenti continuano a proporre altri teoremi, non paghi di 5 pronunce assolutorie e nemmeno della recente sentenza della Suprema Corte che nell'aprile scorso ha sconfessato radicalmente le loro tesi, definendole interpretazioni storiografiche. Nel liceo di Corleone la mostra ANSA su Falcone e Borsellino è stata inaugurata al Don Colletto e resterà esposta in modo permanente. La preside dice: siamo anche noi simbolo della lotta a Cosa Nostra. Marco Gullà. Un simbolo della lotta alla mafia in un paese che deve lottare ogni giorno contro un'eredità che vuole cancellare. Corleone, questo è il liceo scientifico Don Colletto e a pochi giorni dal 32esimo anniversario della strage di Capaci è stata inaugurata la mostra dell'ANSA L'eredità di Falcone e Borsellino. La mostra, attraverso le foto dell'archivio storico dell'agenzia, racconta la vita e il percorso umano e professionale dei due giudici uccisi da Cosa Nostra. Alcune delle foto, donate direttamente dalle famiglie dei due magistrati, li restituiscono nella loro dimensione più intima e privata. Quando mi hanno proposto alcuni mesi fa la possibilità di ospitare permanentemente un'esposizione come questa, che si trova fino ad oggi soltanto all'aeroporto di Palermo e in pochi altri posti, io l'ho subito accettata. Sono stata veramente orgogliosa di poter prestare i locali del liceo di Corleone a questi pannelli che rappresentano un legame con il passato. La mostra documenta anche la forte presa di coscienza della società civile e la reazione dello Stato a seguito delle stragi, con l'arresto dei principali boss mafiosi, come vediamo da queste foto. Nel momento in cui ci siamo accorti 30 anni fa, all'indomani della strage di Capaci, che era necessaria una presa di coscienza di ciascuno di noi per poter realizzare un cambiamento in Sicilia, da lì è cominciata quella svolta che oggi ci ha portato a una presa di coscienza e a un cambio di mentalità.
La bufera giudiziaria su Gianfranco Miccichè e il suo autista. Il presidente dell'ARS, Galvagno, annuncia l'abolizione dell'auto blu per gli ex presidenti. Lorena Dorci. Finì l'America per tutti, commentava Maurizio Messina, l'autista di Gianfranco Miccichè, dopo l'attenzione della Guardia di Finanza all'auto blu utilizzata dall'ex presidente dell'ARS. Casa, chiesa e ufficio, non possiamo fare altro, sbottava. La preoccupazione emersa dalle conversazioni intercettate tradisce anzi per il GIP il tentativo maldestro di far apparire come corretto l'utilizzo personalistico della tua vettura di servizio. Nell'inchiesta sono finiti 33 viaggi dell'Audi per gli scopi più disparati, visite mediche, vino, sigarette, per portare al politico la cocaina o fargli recapitare la pasta al forno dal ristorante dell'amico Mario Ferro, arrestato in una precedente inchiesta, ma anche per portare il gatto dal veterinario, accusa quest'ultima contestata da Miccichè, che dice anche di non comprendere il divieto di dimora a Cefalù. Condotte che per i magistrati integrano il reato di peculato, proprio l'accusa che intercettato Miccichè spavaldamente minimizzava. Sul peculato ce la possono. Era stato lui stesso a scoprire e denunciare un anno fa la presenza nell'auto di una microspia e a chiederne conto e ragione. Voglio scoprire chi mi pedina. Adesso è facile immaginare che fossero proprio le forze dell'ordine. Miccichè risponde anche di truffa e false attestazioni per avere confermato le emissioni inesistenti del suo factotum Messina, che avrebbe intascato 10.000 euro non dovuti. Sulla nuova bufera giudiziaria interviene il presidente dell'ARS. Al prossimo Consiglio di Presidenza porterò la proposta di abolire l'utilizzo delle auto di servizio per gli ex presidenti dell'Assemblea regionale siciliana. Il provvedimento quindi per la prima volta si applicherebbe al sottoscritto. Una norma già eliminata nel 2012 e reintegrata nella scorsa legislatura. Traffico paralizzato per buona parte della mattinata a Catania per diversi incidenti stradali. Intanto sulla circonvallazione sono stati installati gli autovelox. Non entreranno subito in funzione, sarà il Comune a comunicare i tempi di attivazione. Emanuela Corsi. Giornata di passione per gli automobilisti costretti a percorrere la circonvallazione di Catania. Sono le 8 del mattino quando un furgone tampona una minicar che stava procedendo in direzione Ognina e la scaraventa sulla corsia opposta. Inizia così la mattinata di fuoco con il traffico paralizzato per più di 2 ore. Il carro attrezzi che doveva rimuovere l'auto è arrivato sul posto solo un'ora e mezza dopo. Inevitabili le conseguenze quindi su tutte le arterie stradali che si immettono sulla circonvallazione. Dalle 9:20 per fare un tratto di strada, dalle 9:20 è solo vergognoso. Per un incidente c'è tutta la circonvallazione bloccata. Così, insomma, io già sono un'ora che ho fatto neanche 1 chilometro. Difficili anche i soccorsi, rimasti bloccati tra i mezzi in coda. Qui vediamo alcune ambulanze divincolarsi con difficoltà tra autobus e automobili all'altezza di via Santa Sofia, dove sorge il Policlinico catanese. Proprio nel giorno del caos, la circonvallazione nei pressi della cittadella universitaria, dove ricordiamo a novembre scorso perse la vita la giovane Chiara Adorno, è stata interessata dai lavori di installazione degli autovelox. Sono 5 le postazioni fisse che non entreranno subito in funzione. Sarà il Comune infatti a comunicare i tempi di attivazione. A rendere più sicuro questo importante asse viario anche i semafori T-Red, in grado di rilevare e fotografare le infrazioni in tempo reale, oltre un sistema che prevede nelle ore notturne un'illuminazione più intensa non appena scatta il rosso. Si continua ad indagare per omicidio e si attendono ancora i risultati dei RIS. All'indomani del funerale di Giuseppe Ottaviano, Cicli riprende la sua vita, ma resta lo sgomento e la paura per altri episodi di violenza. Veronica Barbarino. All'indomani del funerale di Giuseppe Ottaviano, il 40enne trovato cadavere il 12 maggio nella sua casa di Scicli, la famiglia resta chiusa nel proprio dolore nella casa della zia in via Mormino Penna. L'abitazione in via Manenti, dove a lungo hanno lavorato i carabinieri del RIS, resta invece ancora sotto sequestro. Dopo le risultanze dell'autopsia si indaga per omicidio e la comunità, oltre che i familiari, si dicono sconvolti e chiedono di conoscere la verità. Le indagini sono concentrate sullo studio delle analisi chimiche e dei mozziconi di sigaretta, sui quali peraltro era stato trovato del rossetto. Amici e non sono stati interrogati più volte. Il sindaco conferma la preoccupazione rispetto alla vicenda.
lasciato molto stupore, perché si conosce la famiglia, si conosceva il ragazzo, una famiglia per bene, una famiglia che è molto in vista nella città. Ma non è il solo episodio che ha turbato il tranquillo paese nel territorio ebleo. Nei giorni scorsi atti vandalici su auto e vetrine spaccate, un genere di criminalità a cui la cittadinanza non è abituata. Una comunità che è molto allarmata per tutti questi eventi che si sono susseguiti nelle ultime settimane. Il signor Questore, sia il signor Prefetto, sia le forze dell'ordine tutte si stanno adoperando e sono molto attive nel territorio, e sono convinto che a breve ci saranno delle risposte. Tutto pur di avere i soldi per una dose. I giovanissimi assuntori di crack in Sicilia sono sempre più numerosi. L'ultimo allarme arriva da Trapani con oltre 1000 chiamate di aiuto in 15 mesi. Laura Spanò. Psicosi, stati paranoici, schizofrenia, aggressività e alienazione sono gli effetti del crack, stupefacente ricavato tramite processi chimici dalla cocaina, per il quale l'emergenza è ormai in tutta l'isola, Palermo e Catania in testa. L'ultimo allarme arriva da Trapani. Negli ultimi 15 mesi l'ASP ha registrato circa 1000 richieste di aiuto in più rispetto al 2022-2023, 400 nel distretto di Trapani, 300 in quello di Alcamo e gli altri distribuiti in provincia. Ed è soprattutto allarme crack, facilitato dal prezzo economico dei 5-10 euro a dose, con i consumatori che partono da 12 anni di età, giovani senza freno, pronti a minacciare familiari per avere il denaro per una dose. Il tutto in un processo che porta alla morte, mentre le organizzazioni mafiose si arricchiscono, una tendenza allarmante nonostante le numerose operazioni antidroga. La Regione ha stanziato in finanziaria 1 milione alle ASP in interventi per la prevenzione e il contrasto all'utilizzo del crack. La prevenzione infatti è l'unica arma contro questa droga, poiché non esiste un antigeno, ovvero un farmaco che annulli gli effetti dovuti alla somministrazione. Di questo si è parlato presso il Centro Sociale Peppino Impastato d'Erici, un incontro organizzato dal Comune e patrocinato dall'ASP di Trapani dal titolo "Il crack, un'emergenza sociale, un pericolo per tutti", un incontro per promuovere una campagna di sensibilizzazione contro l'uso delle droghe. Oltre 100 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado presenti, molte anche le famiglie presenti assieme all'associazione di volontariato. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Ed eccoci rientrati in studio, andiamo a Castelvetrano, dove i carabinieri hanno interrotto una corsa di cavalli non autorizzata. Si è svolta nelle campagne di Castelvetrano. Sono state 9 le persone denunciate e si indaga se dietro a queste corse clandestine ci sia anche l'ombra di Cosa Nostra. Laura Spanò. Blitz dei carabinieri di Castelvetrano che hanno bloccato una corsa clandestina di cavalli in contrada Manicalunga a Trescina. 9 le persone denunciate, ritenute responsabili a vario titolo di aver organizzato e diretto la competizione non autorizzata e di aver messo in pericolo l'integrità fisica degli animali. I militari dell'Arma di Castelvetrano sono intervenuti assieme ai carabinieri forestali di Trapani, al personale veterinario dell'ASP, in un terreno privato che era stato adibito a ippodromo. Un centinaio di spettatori presenti che alla vista di uomini in divisa si sono rapidamente dileguati. I denunciati, provenienti dall'Interland trapanese e dal palermitano, avrebbero avuto un ruolo attivo nell'organizzazione della manifestazione. I controlli hanno anche interessato i cavalli, che sono stati sottoposti a prelievo di campioni ematici per verificare l'eventuale somministrazione di sostanze dopanti. Le indagini coordinate dalla Procura di Marsala proseguono per verificare se dietro la corsa si cela un circuito illegale di scommesse clandestine. A Siracusa, polizia e vigili del fuoco hanno organizzato una giornata per la donazione del sangue nel ricordo della strage di Capaci. I volontari insegnano anche le manovre di primo soccorso. Francesco Aloi. La Sicilia non dimentica. Nella settimana dell'anniversario della strage di Capaci, tante le iniziative nell'isola, come quella di Donatori Nati a Siracusa. L'Associazione di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco ha organizzato una raccolta sangue. Emblematico il claim, dal sangue versato al sangue donato. Ogni qualvolta che noi conquistiamo un giovane alla donazione del sangue, questo automaticamente assumerà uno stile di vita appunto più legale. In piazza Minerva a Ortigia l'autoemoteca, un mezzo dove con un piccolo gesto si possono salvare vite. Non solo è un atto d'amore verso il prossimo, ma anche un atto d'amore verso se stessi, perché
ci consente di fare prevenzione. Ma la vita a volte può essere salvata anche con una corretta manovra di primo soccorso, ed è quella che i volontari insegnano a giovani e adulti. Siamo davanti a un arresto cardiaco, per cui bisogna allertare i soccorsi, chiedere subito di avere un defibrillatore se siamo in un luogo pubblico e cominciare il massaggio cardiaco esterno, compressione toracica esterna. Eminenza palmare sul centro del torace, palmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per il laico non è obbligatorio gestire le vie respiratorie, quanto importante continuare il massaggio cardiaco ad oltranza fino all'arrivo dei soccorsi. Intanto le auto della polizia attirano l'attenzione dei passanti, una bella esca per invitare ad avvicinarsi e, perché no, donare sangue. È stato pubblicato sul sito della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore del Ministero della Cultura il bando per il conferimento del titolo di capitale italiana del libro per l'anno 2025. Questo prestigioso riconoscimento sarà conferito al comune che abbia al meglio realizzato gli obiettivi del miglioramento dell'offerta culturale, la crescita dell'inclusione sociale e il contrasto alla povertà educativa. Adesso ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria e poi parleremo di calcio. A tra poco. Ed eccoci al calcio, parliamo del Palermo impegnato nei play-off, sconfitta e cocente delusione per il Palermo, piegato 1-0 dal Venezia nell'andata della semifinale play-off. Lo stadio Barbera gelato dal gol di Pierini e venerdì servirà l'impresa in Laguna. Sentiamo il servizio di Marco Gullà. Una partita equilibrata senza grandi emozioni, decisa da questo bel gol di Pierini. 1-0 per il Venezia al Barbera nell'andata della semifinale play-off contro il Palermo. Un successo, quello dei lagunari, che ridimensiona le ambizioni del rosanero e manda a casa delusi i quasi 33.000 che hanno affollato lo stadio. Al Penso, venerdì sera, nel match di ritorno, il Palermo per passare in finale dovrà vincere con 2 gol di scarto. Diciamo che, considerato il trend del Venezia in casa, ai rosanero servirà più di un'impresa. Difficile, però io credo che la nostra squadra abbia la possibilità di andare a vincere la partita di Venezia, ti ripeto, contro una squadra forte che ha due risultati su 3, però bisogna prepararla bene, bisogna crederci, bisogna trasmettere questo ai ragazzi, i ragazzi per primi devono crederci perché oggi se la sono giocata alla pari e poi sappiamo benissimo che le partite sono a volte anche decise da episodi. Una partita non esaltante, quella di ieri sera. Il Venezia ha giocato senza sbilanciarsi molto, attendendo il Palermo che dal canto suo, in diverse fasi della partita, è apparso rinunciatario e senza fantasia. La prima e forse più importante palla gol arriva sulla testa di Lucioni che sfiora la rete nel primo tempo. Poi Diakité impegna Joronen con questo tiro deviato. Nella ripresa il Palermo parte forte, va alla ricerca del vantaggio che sfiora con questo missile di ranocchia, palla di poco a lato. Ti aspetti l'arrembaggio dei siciliani spinti dagli oltre 33.000 tifosi, ma non è così. Al 17° della ripresa succede però quello che non ti aspetti. Pierini potrebbe cercare un compagno, ma non lo fa, tira in porta e trova la rete del vantaggio. Barbera gelato. Mignani mette dentro quasi tutti gli attaccanti, ma il motore dei rosanero si ingolfa. Si fa male Desplanche, probabilmente salterà il match di ritorno. Nel calcio tutto è possibile, ecco perché il Palermo deve e può ancora credere all'impresa, ma obiettivamente in questo momento il Venezia sembra già pronto al check-in per la finale play-off. Prossimo appuntamento dunque per il Palermo, prossima impresa è quella di venerdì. Noi ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.